C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva 1000 donne, se cantava Hell, Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday, cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stone, stop con i Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Viet Cong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo e poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi, non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con i Rolling Stone, stop con i Beatles, stop, nel petto un cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. C'è qualcuno? E qualcuno c'è. Non l'hai guardato? Non l'hai guardato? Una marea! Non l'hai guardata? No, che te pare che non l'ho guardato? Io guardavo solo quello. Non si vede la fine. Eppure per voi è pure un concertino, eh? Per voi è un concertino, ma io non potrei fare niente. No, invece non è vero, non è un concertino. Una marea di gente, arrivano fino in fondo e non si vede la fine. I primi 2 pezzi non parlo. Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci credere, devi contare solo su di te.
su 1000 ce la fa. Ma quanto dura la salita? In gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. Non ho barato né bleffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. 1 su 1000 ce la fa. Ma come dura la salita? In gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera. Ti ci innamori di vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto. Tu sorda, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana. Compleanno. Ma dove? Un bellissimo regalo ai sardi, no? No, il mio compleanno è a dicembre, non c'entra il caso. Vabbè. Allora niente. Ricominciamo. Che l'ho preso a fare 2, 3, 4. Allora, un bellissimo regalo. Vieni. Tu hai qualcosa da dire? Sì, intanto Gianni davvero sei ormai diventato il simbolo della Sardegna. Ma è simbolo, a me fa piacere essere qui a Carloforte, perché ormai, insomma, dopo la prima serie che abbiamo fatto e che è piaciuta così tanto anche fuori diciamo dall'isola, fuori dalla Sardegna, sono contento di essere tornato. Chissà che addirittura non si ritorni un'altra volta l'anno prossimo, quindi è un grande piacere, ormai mi sento un cittadino di Carloforte. Un concerto è un bellissimo regalo per la Sardegna. Ma io penso di sì, almeno io credo che sia una cosa bella il fatto di poter cantare insieme, il fatto di poter condividere una serata in allegria. Io ho pensato che sarebbe stata una cosa bella, quindi spero che la gente si diverta soprattutto. Gianni, sai che al porto c'è molta gente ancora aperta? Dove? Nei porti? Là? A Porto Scuso? A Calasetto. E allora che prendiamo un gobbone e andiamo a cantare lì. Gianni Morandi va ancora a 100 all'ora. Ci spiega, ci racconta il suo segreto. Non lo so, il piacere di stare in mezzo alla gente, il piacere di stare in mezzo alla musica, quindi la fortuna di poter essere ancora qui dopo tanti anni. È nata un po' per caso, nel senso che cercavamo un personaggio per la televisione e piano piano ci siamo avvicinati a questo medico pediatra che però ha un rapporto con la comunità, e poi qualcuno ha cominciato a parlare del Sulcis, che era un posto meraviglioso, straordinario, non conosciuto come magari la parte sopra della Sardegna o comunque dalla parte di qua, tutta la Costa Smeralda, Olbia, che sono tutte zone stupende. Cioè, perché non pensiamo magari di far vedere, di far conoscere il Sulcis, di ambientare questa storia proprio nel Sulcis? E quindi alla fine siamo arrivati qua e
meno male, insomma, è stata una scelta molto fortunata. Dimmi. Ecco Gianni, ma per quanto riguarda una domanda sportiva, visto che io mi occupo io di tanto di sport, no? Il tuo Bologna? Ho visto che il Cagliari oggi ha perso, però mi sembra una squadra ben assestata il Cagliari, forte, una squadra con un buon allenatore. Io il Bologna quest'anno sono un po' preoccupato, siamo partiti male, non riusciamo a segnare. Adesso ci aspettano 2 partite terribili come la Roma e la Juventus, quindi potrebbe essere che fra 2 settimane siamo ancora lì a questo punto. Speriamo che insomma succeda qualcosa di buono. Che avete fatto 400 km? Questa è una cosa emozionante, molto bella. Io questo spettacolo che si chiama D'amore d'autore l'ho portato un po' in tutta Italia e non eravamo venuti in Sardegna e l'idea di essere qui, anche di presentare questo spettacolo finalmente in Sardegna, è stata un'occasione in più per poterlo fare. So che c'è gente che è venuta dal nord della Sardegna, oggi ero là perché io stavo in quell'albergo e vedevo dalla terrazza i traghetti che arrivavano e scendevano tante persone e sono felice. Ecco perché ho la forza per andare avanti. Grazie mille. Grazie Gianni.